Stamani gli studenti, ma anche i docenti dell'Istituto Raffaello Politi di Agrigento incontrano un docente dell'Università Cattolica di Milano. Perché? Incontrano questo docente dell'Università di Milano che è il professore Mari, docente che si è laureato in filosofia, docente di pedagogia all'Università Cattolica di Milano e autore di diversi testi della casa editrice La Scuola, e in particolare fa parte pure di numerose società che sono distribuite un po' in tutte le parti d'Italia. La conferenza di oggi era basata sulla seconda prova scritta degli esami di Stato dell'indirizzo del liceo delle scienze umane, perché è il primo anno che questi raggiungono, per la prima volta raggiungono il quinto anno. A livello ministeriale purtroppo ancora non si hanno indicazioni certe su questa seconda prova, è venuto un po' a prospettare cosa potrebbe essere, su che cosa potrebbe basarsi, perché le scienze umane comprendono quattro sottodiscipline, quali antropologia, pedagogia, psicologia, sociologia, e quindi vedere questa prova come deve essere fatta. L'anno scorso era costituita da due prove, una di pedagogia e una di filosofia. Quest'anno ancora, nonostante siamo al giorno 21 gennaio, a livello ministeriale non si sa nulla. Qual è la ricetta che ha dato ai ragazzi dell'istituto per approcciarsi agli esami? Ma dunque, penso che parlare di ricetta sia, come dire, discutibile, nel senso che le ricette sono legate a esiti necessari, mentre qui ovviamente tutto è legato a variabili molteplici che non possono essere previste. Però penso che sia possibile dare dei suggerimenti, ecco, questo è il termine che ritengo sia più adeguato, che vanno in questa direzione, e così li ho offerti agli studenti, che peraltro hanno seguito con molta attenzione e partecipazione, a partire dal riconoscimento del fatto che questo liceo in generale e la disciplina scienze umane in particolare che lo caratterizza hanno un profilo interdisciplinare. Ho suggerito loro di prepararsi all'esame di Stato appunto raffinando la capacità di analisi dai punti di vista dei saperi che costituiscono questa disciplina, ossia pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia culturale, in questo modo restituendo la competenza, come usa dire oggi, cioè la capacità di applicare ad un caso specifico, ad un tema, ad una qualunque questione che venga loro sottoposta, la capacità, dicevo, di applicarsi procedendo a un'analisi che restituisca il percorso specifico fatto in questa scuola.